Assessore, dopo tanti anni si riapre la palestra, grazie anche al suo impegno. Sì, dopo tanti anni diciamo, un successo storico che è della città, dei giovani ed è di tutto il mondo dello sport. Questa struttura non poteva e non doveva restare chiusa. Finalmente siamo riusciti nelle imprese. La palestra è stata assegnata a un pool, è stato fatto un bando, riepiloghiamo un po' la vicenda. Sì, è stata fatta diciamo, una gara ai sensi della 36-2023 e quindi hanno diciamo, preso in aggiudicazione una TS, una sezione tribunale di scopo, di alcuni SSD e ASD, tra cui la pallavolo, pallamano, calcetto, karate, e quindi diciamo verrà gestita da queste associazioni ed è una cosa ottima. Sul campo di illuminazione del Seneto, sull'impianto di illuminazione, qualche novità? L'illuminazione Seneto, la gara è in corso e aspettiamo l'aggiudicatario per consegnare i lavori immediatamente. Sindaco, un impianto che torna alla città dopo 40 anni. Sì, oggi è un evento importante per la nostra città, si ridà alla città, ai cittadini, ai giovani, alle scolaresche, alle associazioni sportive, si dà questo spazio meraviglioso. Abbiamo lavorato tanto, ringrazio i miei assessori, Piparo, Principato e Ciulla e tutto il resto della giunta per il lavoro proficuo e finalmente oggi possiamo inaugurare questa meravigliosa struttura. Presente perché oggi veramente è una festa per lo sport agrigentino, dopo 40 anni, più di 40 anni, finalmente questa meravigliosa struttura viene aperta grazie al lavoro degli assessori allo sport Ciulla e Piparo e l'assessore delle strutture che è Principato. Grazie a questa amministrazione veramente diamo alla città un impianto importante per i ragazzi che si trovano in una periferia della città che diciamo vive in una fase delicata come tutte le periferie e questo è un segnale importante di civiltà e soprattutto anche di legalità. Quindi sono qua a omaggiare il lavoro che è stato fatto, sono felice veramente di questa apertura di questo impianto. Nino Di Giacomo è stato un po' il promotore di questa cordata di aziende sportive che si sono aggiudicate, hanno partecipato al bando e se lo sono aggiudicati. Ecco, è un impegno notevole perché gestire un insieme di persone, gestire anche gli orari, gli agonismi, insomma è un po' difficile, Nino. Hai detto bene, sarà un impegno molto gravoso, però sono sicuro che riusciremo nel nostro intento a dare spazio a tutti coloro che ce ne faranno richiesta, oltre che naturalmente alle società che fanno sport ad Agrigento, mi riferisco alla pallamano, al calcio a 5, quindi questa struttura finalmente possiamo dire che è in mano agli sportivi e possibilmente ci sarà anche l'opportunità di fare anche altri eventi perché si presta a una multidisciplina di prestazioni. Ecco, ci ricordi quali sono le imprese del pool? Sì, praticamente la Maccalub è il capofila di Aragona, mentre i componenti dell'ATS sono la Girgenti Pallamano, l'Agra Castre Futsal, la Fortitudo Agrigento e la Prosport Ravanusa. È importantissimo, quasi non ci credevamo. Abbiamo giocato dei campionati di un certo livello fuori dalle mura casalinghe. Siamo stati ospitati dal sindaco di Palma di Montechiaro nelle loro strutture e mi vado a ringraziare il dottore Castellino. Abbiamo giocato allo Sport Village per diversi anni. Era un sogno a cui si pensava, a cui con i 4 soci che abbiamo costituito questa società per la gestione, per la richiesta della gestione di questo impianto, alla fine il sogno diventa realtà. Oggi stiamo vivendo un sogno dopo più di 40 anni, credo 45 anni. Il prossimo anno giocheremo qua, sarà un gioco diverso, sarà un gioco degli agrigentini. Oggi ci troviamo primi in classifica in Serie B e purtroppo non possiamo fare il salto di categoria perché fino all'ultimo minuto non ci credevamo, ma la promessa di chi giocherà su queste mura è di fare uno sport a livelli altissimi. Noi il prossimo anno sicuramente giocheremo un campionato nazionale di Serie A. Oggi anche lei ha voluto dare questo suo apporto a un momento bello della città.
Ma in realtà la federazione ha dato il massimo apporto, tenuto conto che stiamo inaugurando un palazzetto per una manifestazione totalmente finanziata dalla nostra federazione, quindi credo che più di questo come contributo non potevamo dare. La manifestazione oggi ha un suo svolgimento, quale? Sì, oggi in occasione proprio del taglio del nastro per l'ingresso in questa struttura si svolgerà il trofeo delle province per ragazzi tredicenni della Federazione Italiana Pallamano. Ci sono tutte le 9 province, si giocherà tutta la giornata di oggi e tutta la giornata di domani.